questa non è una pizza. Se ti trovi qui a Napoli, ma come fai a non mangiare una bella pizza? E a dire la verità, Napoli ti regala pure di cose. La cultura, i palazzi, le chiese, i monumenti, l'arte, lo spazio, la bellezza dei posti. E metteci a rende tutto il resto. Ma la pizza è a prescindere. Sta dentro il DNA. È come a respirare l'aria. È una cosa che ti viene a rindere. Una legge non scritta che l'hai a rispettare e basta. E così è fatto pure io, naturalmente. Ci assettammo io con tutta la famiglia mia attorno ai tavolini in una pizzeria a Mergellina. Una pizzeria come nata, senza che ci mettessimo a cercare. E tutto quanto avevamo ordinato la regina della pizza, la Margherita. O forno della pizzeria è del 1891 e questa già mi impressiona. E un figlio mio che è giovanile, dopo qualche minuto si alza dal tavolo e si avvicina un guaglione che sta al forno, che si può vedere fuori. Madonna, che tutte e due stanno insieme ridendo, veramente che io mi ci facevo con un sorso di birra. O pizzaiolo, mentre parla, continua a impastare e a far roteare i dischi di pizza infarinata e pare che sta spiegando io sa che. La cosa mi lascia curioso e qua cosa di luccia mi mette a smicciare quello che succede. Però non vedo più a figlia. All'intrasatto, dopo pochi minuti, oi loca figlia. Ehi, te un mandasino in bietta e un cappello di cuoco in capo. Faccio un segno a moglie che è rimasta ancora più curiosa di me. Un guaglione del forno pare mo che fa certi movimenti con una pala vacante. E poi, vedo a figlia che la pala la afferra, ci mette una pizza in coppa e a forno. E io continuo a non capire che sta succedendo. Passano pochurielli di tempo e la pizza esce dal forno. Figlia mi si leva il mandasino e il cappello. Poi viene da noi, con la pizza in coppa al piatto. Posso scordare tanta cosa nella vita, pure importante. Ma mai mi potrà scordare che la luce rinda agli occhi non guaglioncelli di 15 anni, che la priezza che le veniva all'anima e che schizzava da tutte le parti, veramente che portava quella pizza qui in mano sua. Figlia mia, forse non aveva ancora capito che quella non era solo una pizza, una die pizza. Erano piezze dell'anima, la stessa che può respirare a Napoli.